Nuove ipotetiche problematiche per i veneziani in arrivo dal Mose, perché se la faraonica opera funziona, non si può dire altrettanto dei suoi faraonici costi, visto che le aziende che vi lavorano per la sua attivazione non vengono pagate da settembre 2019. La denuncia arriva direttamente dall'Ance Veneto, l'associazione dei costruttori edili. Ovviamente sono qui per lavorare, ma anche per essere pagate. Alla fine non è che non manderanno il personale come ricatto, non manderanno più il personale perché non ce la faranno più a mandarlo, che è diverso. Il rischio è di quelli più che concreti. Con 5.700.000 euro di arretrati ad oggi non pagati, il Mose potrebbe non alzarsi più. Io non do termini ultimi perché non sono io il titolare delle aziende in questione, ma sicuramente ogni volta che li trovo sempre più affranti e sempre più preoccupati di questa situazione. Credo che proprio sia la coscienza loro che continua a fargli fare degli sforzi enormi, che però, ripeto, non è che ci si può approfittare. Dopo il termine ultimo, sa, non c'è mai se si vuole, finché uno non ce la fa più. La preoccupazione è che quel giorno possa essere proprio alle porte. Dire che la prossima acqua alta non tirano sulle paratoie potrebbe essere anche interpretato male, però certo che è fatica, è sempre più faticoso.